La cosa insomma sbagliata di tutta questa vicenda è che è stato rimesso in libertà dopo che aveva compiuto insomma quello che ha fatto e poteva riaccadere, poteva accadere il peggio, poteva succedere un incendio, poteva succedere un'esplosione. Insomma, prima di liberare queste persone va valutata bene la situazione. Una vicenda che ha tenuto la comunità moglianese con il fiato sospeso per un'intera giornata e che grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine si è risolta nel migliore dei modi. È il sindaco Bortolato a sottolineare la pericolosità del rilascio del 39enne dopo l'arresto per aver minacciato di dar fuoco alla villetta di Mogliano dove vive con la nonna in località marocchesa. L'uomo aveva già precedenti di polizia ed è stato trovato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Va valutata bene la situazione ed è un peccato far lavorare 2 volte gli agenti e mettere insomma, a rischio anche le loro vite insomma, in queste situazioni molto difficili. È stato arrestato, è stato portato al pronto soccorso e dato incarico alla neuropsichiatria di Treviso. Fortunatamente insomma, è finita bene, ma poteva finire male. Attualmente è ricoverato all'ospedale Cafoncello, sono in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute. All'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il 39enne aveva lanciato loro addosso un fumogeno, poi dopo l'arresto e la scarcerazione avvenuta qualche ora più tardi, si è barricato in casa minacciando il suicidio e manomettendo una bombola a gas. C'è stato allarme, io ringrazio tutte le forze dell'ordine che sono intervenute, quindi i carabinieri, i vigili del fuoco e ringrazio anche la nostra polizia locale che è intervenuta nella vicenda.